Boia Italia, guarda che cielo stupendo. Oh no, non c'è più nessuno con la mascherina, ma per nessuno, intendo proprio nessuno, eh. Miciocchet, cosa stai cacciando? Stai cacciando gli insetti? C'è un miciocchet, no? Scappa. Un miciocchet asociale. Vieni qua, miciocchet. Niente, asociale. Oddio, cos'è sta novità? Aspetta perché vedi scuro, il pontile non agibile. Su tutti i pontili hanno messo pontile non agibile. È incredibile. PS, piano di topa tutta da sola. In giro, in spiaggia. Niente, devo camminare, non posso fermarmi. È incredibile, non ci sono zanzare per strada. In riva qua al mare in spiaggia è strapieno. Comunque, sì, beh, Italia è da tantissimo che non faccio video perché, come sai, mi avevano rubato il canale. Spero che quando tu vedrai questo video il canale delle puntine del mondo sia di nuovo mio. Per il momento ne ho aperto uno provvisorio, maledette zanzare, porca miseria che roba! Che si chiama Singano LPDM, casomai iscriviti anche là, probabilmente li metterò dietro alle quinte, insomma, mentre nel canale delle puntine metterò i video delle puntine, insomma, si vedrà. Dai! No, niente, devo tornare fuori, Italia è strapieno, dai, ti racconto un'altra volta, è strapieno di zanzare, sembra di essere in Amazzonia. Mamma mia, sono qua che sto camminando tipo il balletto russo, sai, quello di Skibidi, no? Vado a cercare su YouTube, io sono così, tipo Skibidi pa pa pa. Oh, ma guarda che cielo. Porca miseria, non riesco neanche a apprezzarlo, veramente, è strapieno di zanzare. Peccato perché avevo bisogno di camminare, vabbè, camminerò in centro, guarda, macchine da sky. Perché tra le magagne di Singano, no, praticamente c'è questo discorso che sono teso di mio, no? Quindi i nervi sono tesi, mi fa venire dei discorsi del cervicali, vertigini, eccetera, ma soprattutto non faccio attività fisica, il mio problema è l'attività fisica, quindi soprattutto un po' di stretching, diciamo, per il collo, insomma. Mamma mia, tutte ste zanzare, mi viene uno shock anal profilattico, porca miseria. Boia che caldo. Allora Italia, sono in un ospedale che sto assistendo, diciamo, un parente, starò qui per una settimana, 10 giorni. Adesso andiamo alla ricerca della macchinetta dei potacci. Ma io non sono... Cosa? Ci sono dei positivi al coronavirus oppure... ok, mi sa che rinuncio ai hacker. 6% di batteria, vabbè, proviamo con l'ascensore, solo personale autorizzato. Porca troia, non mi vogliono nutrire qua. E già non ti dico per mangiare le battaglie, mamma mia. Perché praticamente non potevo prendere i buoni pasto per un discorso burocratico e contemporaneamente non potevo neanche scendere alle macchinette e neanche uscire per comprarmi della roba. Quindi immaginate che fame che avevo. Minchia che caldo. Comunque, per curiosità tua, il tampone, quello per il coronavirus che ti fanno, non è tipo punture, siringhe eccetera, semplicemente è come il tampone faringeo. Ti vanno con un cotton fioc in gola e su per il naso e poi niente, lo mettono lì. Quindi un po', diciamo, di sensi di vomito perché ti fraccano fino in fondo, insomma, quella cosa lì. Però
La mia vita è un po' così. Adesso sono chiuso fuori. Vabbè, intanto l'avevo prevista sta roba, ho preso il cellulare, così adesso chiamo, vi faccio aprire. Vedi, nella vita bisogna sempre prevedere, no? Tutte le sfighe, le possibilità. Vediamo. Porco cane, ho paura a muovermi qua. Boia, che sole stracocente oggi. Certo che ragazzi, se vuoi un po' di adrenalina, altro che parapendio, sci di fondo e quelle robe là, attraversate due incroci a Padova. Sto misto tra antico e stress da traffico. Sì, perché trovi insomma anche quella bella chiesetta, le muraglie, hai capito? Beh, io rientro in ospedale, però ragazzo, tanta toppa, tante ambulanze, cioè in una giornata ne senti una ventina, una roba incredibile. Hai capito come far soldi? Vai in tipografia, ti fai stampare una pettorina e gli inculi i soldi alla gente. Povera Italia. Parti? Dai, non voglio restare bloccato in ascensore come nei film. Aspetta, mi cavo mascherina che ho in ansia. No dai, mi ci mancava solo questa. Tu no, Italia. Ah, buon, ok. No, perché fa un caldo, non si respira neanche, capito? Ci mancava solo rimanere chiusi. Praticamente l'altro giorno ero qua, no? E vabbè, un po' colpa mia, un po' colpa del tipo di porta, mi sono fatto fuori un dito con una porta di ferro e vabbè, sanguinavo, mi sono un attimo medicato, mi sono chiuso con della carta. Sono andato in infermeria per chiedere se gentilmente insomma avevano un cerotto per non sporcargli il letto, più che altro, non hai capito? E iniziano a parlarmi, ma non so, di moduli qua e là. Gli faccio, come i moduli? Vado a mandare un cerotto? Per la denuncia qua e là, per il risarcimento. Ho detto, ma che risarcimento? Ma stiamo scherzando? Ma sei seria? Gli ho fatto. E alla fine no, niente, il cerotto, insistevano con sto risarcimento, eccetera. Questo perché, vedi, ci siamo ormai abituati e credimi che questa non è una cosa bella, perché comporta tutta una serie di automatismi che rende l'Italia veramente un vaccaio. Perché tu inciampi in un marciapiede, fai causa al comune, ti fai fuori un attimo il dito in una porta, devi far causa all'ospedale e allora cosa succede, no? Qual è il punto dove voglio arrivare? Che poi questo sistema giustamente deve un attimo anche difendersi, quindi è chiaro che poi si trattano come ritardati mentali, trovi transenne dappertutto, divieti d'accesso di qua, divieti d'accesso di là, perché ci stiamo comportando come bambini di 2 anni e la gente, ossia chi è vittima, chi deve avere queste responsabilità, è costretta giustamente a trattarsi come bambini di 2 anni, hai capito? E quindi veramente ci stiamo tirando la mazza nei piedi con queste stronzate. Io già mi ricordo anni fa, era successo, non mi ricordo dove, quindi non faccio neanche nomi di città, che una signora era inciampata perché c'era tipo un attimo una mattonella del marciapiede un attimo rialzata e ha fatto causa al comune e è stata risarcita. Cioè, ma scusa un attimo, se io sono rincoglionito che inciampo per terra, devono pagare gli altri? Cioè non riesco a capire. E sta gente in natura come fa a vivere, o anche solo a farsi una passeggiata di piacere in natura, dove trovi tutti massi, sassi, radici non riesco a capire, cioè gli fai causa al signor sulla in cielo, cioè non capisco. Eh sì, Italia, ogni nostra azione porta una conseguenza. Possono essere conseguenze irrilevanti come conseguenze tragiche, in ogni caso portano sempre e comunque una conseguenza. Il fatto che viviamo in un paese di merda è la conseguenza di molteplici nostri comportamenti. E qua la si potrebbe far lunga, perché per comportamenti si può prendere dentro tranquillamente anche l'acconsentire, è comunque un comportamento e è comunque, diciamo, credo l'aspetto che più ha portato in vacca questo paese, no? L'acconsentire.
Pensa che per arrivare a certe riflessioni non servono neanche chissà che trattati di filosofia, di psicologia, cioè non ti serve il Kant, non ti serve il Schopenhauer, non ti serve nessuno, ma le puoi imparare semplicemente osservando. Giusto per rimangiarmi la parola, questo mio discorso, invece questo mio ragionamento che ho fatto questa sera, no, delle conseguenze, è nato da un documentario, si chiamava, oddio come si chiamava, porco cane non me lo ricordo, comunque era un documentario che parlava dell'industria, delle grandi industrie, no, dei grandi magnaschei, che della Monsanto eccetera, che sono tutti quelli che hanno distrutto il nostro pianeta, la nostra salute eccetera. Però effettivamente anche lì intervistando alcuni responsabili di marketing piuttosto che direttori eccetera, alla fine innanzitutto erano tutti separati, perché effettivamente viviamo in una società gerarchica, quindi non c'è mai nessuno che vede cosa succede per terra e che dall'alto riesce a comandarlo correttamente, no? Quindi tutto quello che succede per terra è una conseguenza. Ad esempio, la conseguenza: la gente vuole tanto e spendere poco. Faccio un esempio sciocco, no? Quindi volendo tanto e spendendo poco si creano degli automatismi che portano la parte in alto a far dirottare tutta la produzione in materiali scadentissimi, nocivi, che possono far soffrire gli animali, le persone, creano schiavitù, tutto quello che vuoi. Ma perché? Perché tutto è un concatenarsi di automatismi richiesti dal consumatore, che inconsciamente, consumatore in questo caso, però vabbè, insomma, dall'essere comune all'essere mortale, da noi, da tutti noi tu, no? Che hanno o che abbiamo richiesto indirettamente, inconsapevolmente, tutto ciò. Come ho spesso detto nei miei video, è sempre un discorso di maggioranza, no? Quindi sia quando parlavo della sovrappopolazione che quando parlavo di Rousseau, è sempre solo un discorso di maggioranza, perché anche se qualcuno può avere un attimo il suo briciolo di illuminazione e capire come funziona il mondo, come funzionano le cose, ma è comunque tutto gira per reazione diretta o indiretta della maggioranza. Un po' come, no, ti citavo Rousseau, no, perché una bellissima frase, no, che mi è rimasta dentro di Rousseau in merito ai re o alle istituzioni, diceva: il re non esiste, il re esiste solo ed esclusivamente perché tante persone, ossia la maggioranza, accordano il fatto che lui sia il re, quindi credono che lui sia il re. Ma non esiste il re, cioè non esiste il tiranno, l'oppressore, il dittatore, no, non esiste, è solo la gente debole che acconsente l'esistenza di queste cose. Grande Singano, ti sei chiuso fuori, bravo Singano. Ok, dai, vediamo se c'è un'altra entrata per riuscire a entrare. Ma sì, perché se io non mi perdo, non succedono ste robe, non mi diverto, cioè non c'è il senso della vita, cioè poi ti addormenti e una giornata è volata così nella monotonia, no? Vedi? Questa è una delle mie filosofie, insomma. Però contemporaneamente tu sai che Singano si sempre azzarda a fare le sue cose, tipo a vivere in camper, va a lavorare all'estero eccetera, però sempre con le mani in avanti, sempre pronto a cadere. Quindi in questo caso, in questo contesto, le mani in avanti sono il telefonino, cioè se resto fuori chiamo e mi vengono ad aprire, mica mona. Andiamo di qua, qui ci vuole il codice, vediamo se è chiuso. Ok, peccato che in portineria non c'è nessuno, vabbè, cerchiamo un'altra entrata. Mamma mia, certo che in Italia ne vedi di tutti i colori degli ospedali, sia vecchi che bambini che piangono, e purtroppo vedi, quando si parla di paradiso, inferno, secondo me l'inferno è anche qui, cioè l'inferno non so neanche se è una cosa che ti meriti, voglio dire, perché purtroppo siamo schiavi di questo corpo, soprattutto della percezione di questo corpo, no? A farla così un po' alla Schopenhauer, e spesso ci troviamo anche senza colpe a provare veramente atroci inferni, cose impensabili, soprattutto anche gli innocenti, proprio anche effettivamente bambini, neonati, animali, cioè chiunque, ossia qualsiasi essere vivente che ha la consapevolezza
la coscienza di sé, del dolore, della fisicità del corpo. Non c'è differenza di dolore, cioè se noi pensiamo alla percezione, no? del corpo, di sé, che tu sia una scimmia o un cane o una persona, un anziano, un giovane, cioè la percezione del dolore è sempre quella, hai capito? Ma questo è un discorso che magari affronteremo un po' avanti perché è un po' delicatino. Ci appoggeremo al trattato di Schopenhauer, il mondo come volontà rappresentazione. Temporaneamente invece dobbiamo appoggiarci a trovare un'entrata, perché sennò siamo veramente chiusi fuori,